Ciao Butei, ancora se catemmo a Pian delle Fugazze. Sto qua del Rio de Mille è il Monte Pasubio. Ho passato una notte nel furgone e adesso con la bici proverò ad andare a fare la strada degli eroi tornando su dalla strada degli Scarubi. Sì, Butei, l'altra volta ho pitoname sul Satardi e sono su perché era le nuvole, sono stato io con la visione del nulla. Stavolta che ne sono descantato, comincio a venire ricompensata delle viste spaziali, anche se sono ancora basso, sulla sarà ancora meglio. Ecco, il primo tocco che sta bello in mezzo al bosco, mai massa pendente, sì, l'ultima parte è un po' più pendente, ma la prima molto tranquilla. Adesso siamo alla Galleria Generale d'Arveda, dove comincia la vera e propria strada degli eroi. Adesso cambieremo versante, di là si vede che è il sole e si dovrà vedere già anche il rifugio Achille Papa e da quel che mi pare goderemo dei panorami da cavare il fiato. Ed eccone il rifugio Achille Papa. La salita non è neanche stata tanto faticosa, molto bella. Sconsiglia ci soffre di vertigini perché in certi punti le visenoci che fa cheo scenari da paura. Una piccola pausa per integrare i liquidi persi con del Gatorade al luppolo. Siamo alle porte del Pasubio, qua che è la strada degli Scarubi, che è quella che farò per tornare su, ma prima provo a fare una piccola deviazione per andare al dente austriaco e al dente italiano. Quel del rifugio mi ha detto che si può farla tranquillamente in bici e quindi che provo.
accelera quasi da gravel, anzi da gravel. Questa parte qua con front da 100 mm, 30 kg di peso, con la cadena che mi va ogni 2x3, non la fammi a farla, mi tocca fermarmi a poco dalla cima. Alla fine, perché con la testa dura come un cavron, ho deciso che doveva fargliela e l'ho fatta. Anche buttandola, non mi ha fatto portage, ho fatto un po' di buttage e alla fine sono arrivato su. Sistema di gallerie sotterraneo italiano, per fortuna che ho sempre con me una pila frontale, è veramente angusto e ti fa venire la claustrofobia e non so, questi qua, li viveva lì dentro, che è freddo adesso lì dentro, ci sa d'inverno. La discesa dei Scarubi bellissima, bel disceson del Ghiaino. Sono arrivato a Passo Sommo, da Passo Sommo sono naso a Ponte Verde e a Ponte Verde comincia questi 4-5 km di salita, non so. Peccato che a metà mi sono spaccato il pignon de Drio, quel più grande, si è incastrata la catena, è un disastro, quindi ho dovuto lasciare la bici nel bar e adesso sono tornato a recuperare il Gengis Vank e vado su tornare la bici. Giretto bellissimo, panorami incredibili che ti cava il fiato, pensare a cosa può fare l'essere umano, che per costruire quella strada lì sa addirittura calè con le corde, il genio Zappatori. Fattibilissimo anche con la gravel, a parte la piccola deviazione che ho fatto via il dente italiano, che è stata un'idea matta che mi è venuta, ma sia la strada degli eroi che la strada degli Scarubi è delle camionabili, quindi si può benissimo farle con la gravel. A mezzogiorno arrivai in nuvoloni come previsto, quindi non si vede più niente, per fortuna che sono su prima. Ho finito il mio giro,
Mi raccomando, ricordatevi il mantra degli amanti della natura: assar solo peste, stampi de rue e torsul solo sgauie. Ciao buttei!